prepariamo i costeddedas de Varara, che è un dolce tipico di Sydney. Questi sono gli ingredienti: 250 di farina di mandorle, 200 di farina, 150 di zucchero, 120 g di uva passa, un pizzico di cannella, 100 g di sava, 50 g di canditi, la scorza di un'arancia e di un limone, 2 cucchiaini di cacao in polvere, una tazzina di caffè amaro, una bustina di lievito Bertolini. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è frullare l'uva passa insieme ai canditi. Allora, in un recipiente capiente mettiamo tutte le polveri, farina di mandorle, la farina 00, misceliamo le due farine e continuiamo aggiungendo lo zucchero, un po' di cannella, l'uva passa e i canditi che abbiamo precedentemente frullato, la scorza d'arancia secca, aggiungiamo anche la scorza grattugiata dell'arancia, la scorza grattugiata di un limone, 2 cucchiaini di cacao, mezza bustina di lievito, continuiamo aggiungendo una tazzina di caffè amaro e la sava. Allora, adesso amalgamiamo tutti gli ingredienti e dobbiamo ottenere un composto un po' morbido. Adesso procediamo a formare dei filoni che taglieremo in diagonale per poi essere infornati. Adesso siamo pronti ad infornare, forno ventilato preriscaldato a 150 gradi per 15 minuti. Una volta sfornati, i spareddedas de Varara vanno lasciati raffreddare. Adesso prepariamo la glassa con 200 g di zucchero a velo, una tazzina di caffè e un cucchiaino di cacao amaro.